Ciao a tutti cari amici, siamo Santo Stefano, ore 11 in punto e come avete visto sono ritornato a Rifugio Sindek per la seconda volta. È la prima volta che sono venuto a vedere il becco di Figlia Donna, che tra l'altro è il video che sto modificando in questi giorni. La meta di oggi invece è la Vigolana, che è la montagna che dà il nome appunto all'altopiano della Vigolana, che è qualche centinaio di metri più avanti del becco di Figlia Donna. Per l'appunto non inquadrerò molto l'andata, sia perché il tempo oggi è un po' autunnale, sia perché appunto il sentiero l'avete già visto appunto nell'itinerario becco di Figlia Donna. Quindi intanto mi avvio, spero più in alto di trovare un po' di sole, ci vediamo dopo. Come vedete sempre 3 ore e 20. Guardate che roba, stesso panorama della mattina dell'escursione al becco di Fila. Ai ai ai. Intanto qui è arrivato a Rifugio Casarota. Ore 11:50 appena scoccate, vabbè. Partito alle 11. Becco di Fila Donna da 3 ore e 20 a 2, abbassato 1 ora e 20 in 50 minuti. Prima traccia di sole da ieri mattina. Comunque sì, adesso vedo che qua sopra si intravede appena appena il cielo sereno. Ci siamo quasi. Mamma mia che spettacolo. Sopra la coperta di nubi basse. Pausa snack a quasi 2000 metri. Vedete poco più su lì c'è lo scollinamento al 2060. Guardate qua giù che tappeto di nubi. Guardate qui c'è un branco, un gruppo di 1, 2, 3, 4, 5 camosci assolutamente non spaventati. È veramente strapieno qua su. Ecco qua carissimi, è arrivato il bus delle Zole. Guardate che poca neve c'è tutto intorno. Tristezza infinita a dir poco. Ecco vedete sono arrivato al cartello dell'altra volta. Becco di Figlia Donna 20, solo che l'altra volta sono salito qua su in verticale praticamente. Adesso andrò più avanti e dovrò andare su quel sentiero. Ecco qua amici miei, allora sono arrivato alla bocca di Val Larga, 2060 metri, e vedete a destra bivacco Vigolana, quella direzione. Vabbè qua, dall'altro lato si torna al becco, a sinistra altri 20 minuti alla cima appunto della Vigolana, quindi non perdiamo altro tempo e incamminiamoci. Ecco qua dall'alto dei 2143 metri della Vigolana, questa qua è la cima caratteristica che rinomina tutto l'altopiano qui sottostante. Tanto il sole gioca con le nubi e adesso facciamo un paio di foto, dopo mi riparerò sul versante sud perché il vento freddo tira da nord, dopo mi accingerò a ripartire per il ritorno. Guardate intanto che panorama.
Qua ragazzi siamo in pausa pranzo e mi sono temporaneamente tolto tutto l'outfit perché era veramente strafradicio di sudore. Adesso aspetto un attimo a asciugarmi la pelle, poi metto sul cambio asciutto e purtroppo il sole è andato, penso quasi definitivamente ormai. E vabbè, sono le 14:08 in questo momento e niente, mangio e riparto. Bene, come vedete mi sono prontamente rivestito a strati intanto perché sicuramente al ritorno suderò, vorrei tenere una marcia sostenuta. Sono le 14:18, vorrei arrivare appunto prima dell'oscurità, quindi mettiamoci in moto adesso in questo istante. Bene, una volta arrivato alla cartellonistica del bus delle Zole, praticamente l'ultima panoramica dall'alto, e adesso mi preparo a scendere qui per i tornanti. Mamma mia ragazzi, impressionante, sono accerchiato, però ho un branco di camosci tutto davanti, dall'alto qua fino in fondo. Vediamo cosa succede. Guardate quanti sono. Allora, ne conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alla faccia, oh. Qua giù ai piedi dello Spis di Vezena c'è un'apertura delle nubi basse che vedete ancora presenti qui verso sud e là verso nord. Ma lì magari le correnti d'aria hanno rimescolato l'aria, hanno fatto sparire appunto le nubi basse, cosa che invece non è decisamente successa qui sotto. Ecco qui vedete che rifugio Casarota, adesso non c'è nebbia, invece stamattina c'era e si può vedere appunto come venga portata un po' verso il basso dal vento. Però in ogni caso adesso ci finirò dentro. Ecco qua cari miei, allora sono arrivato al parcheggio, la macchina ce l'ho in fondo là ma è in curva, quindi mi sono fermato qui a fare il riepilogo dei dati. Allora sono le 16:16, 15.000 passi e 9,980 km, cioè 9 km 980 metri, 1050 metri di dislivello e 3 ore di... non penso intenda in movimento. Vabbè, comunque la partenza era alle ore 11, appunto sono le 16:15, sono 5 ore e un quarto di escursione, però contando pausa pranzo e soprattutto pausa video, foto e multimedia, l'ho allungato un po', però ci sta. Quindi contro ogni pronostico sono arrivato con ancora le ultime luci del giorno al ritorno a corso, trucchetto. Dicevo, le ultime luci del giorno adesso stanno per andarsene, come il sottoscritto che vi saluta e vi rimanda alla prossima escursione.